I documenti che abbiamo avuti in commissione, e qua vorrei anche aprire una parentesi, Presidente, colgo la proposta che aveva fatto il capogruppo Zanon proprio all'interno della commissione, dicendo e proponendo, e mi auguro anche per tutte le altre commissioni, non solo in quella in cui il dottor Zanon, che è capogruppo Zanon, è Presidente, che i documenti venissero consegnati ai consiglieri almeno una settimana prima. Questo penso sia veramente uno sforzo e soprattutto è stato veramente ben preso la proposta del capogruppo Zanon, perché significa finalmente apertura. E appunto sul punto, se vedevo l'articolo 11, se mi può spiegare, Assessore Giusso, Comitato di indirizzo strategico e di controllo, perché io leggendo vedo che ci sono già degli altri organi che sono già organi della società, l'assemblea, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale. Come mai questo comitato di indirizzo strategico e di controllo? Assessore. I motivi di questo comitato per il controllo analogo, come scritto in delibera. Il comitato è composto da rappresentanti di ciascuno degli azionisti. I membri del comitato sono nominati dall'assemblea in conformità alle disposizioni di cui al successivo articolo 12 i sindaci in carica degli enti, dove l'articolo 12 dice che è dovuto al controllo analogo degli enti sulle partecipate degli enti. Grazie Assessore. Quindi si prevede che questo organo di controllo avrà determinati compiti, ma avrà anche un costo, perché essendo un nuovo collegio, un nuovo organo, e quando già previsto nell'ottica della spending review che tutto va tagliato, questo organo, comitato di indirizzo strategico di controllo, avrà un costo? No, capogruppo questo comitato non avrà costi perché è composto da sindaci. I sindaci non vengono pagati per rappresentare le comunità nelle partecipate. Sì, mi scusi Presidente. L'assessore è vero, non vengono pagati, ma hanno rimborso spese? Rimborso per spese, non so, per la strada, per quello che sarà, io adesso non rilevo la necessità di questo, ma comunque non sono previsti i rimborsi nell'organo di controllo così come è stato pensato. Tra l'altro è un organo composto da 5 sindaci, hanno una carica nominale che dura al massimo 3 esercizi, per cui una volta che i sindaci se ne vanno ci sarà il rinnovo delle cariche e nessuno avrà potere politico di esercitare un pensiero piuttosto che un altro. Assessore, io non entravo in merito alla questione politica perché credo che un sindaco che sia partecipe ad ASI faccia per il bene della sua città, non sicuramente su scelte politiche, qua si entra proprio sul tecnico. Però lei mi assicura che non c'è neanche rimborso spese? Almeno penso la avvertisco lei, così come è scritto non è previsto rimborso spese. Quindi andranno con le proprie macchine quando saranno e non avranno, mi assicura, rimborso spese. Perfetto, grazie. Nello statuto, così come c'è preveduto da ASI, non è previsto rimborso spese. E lo specifico, se vuole, chiederemo ad ASI di fare una specifica per questo punto che ha messo alla luce lei. Così come è formulato lo statuto, non sono previsti rimborsi spese. Prendo di buon auspicio la sua risposta, spero la faccia quanto prima perché stasera si vota il regolamento ASI, quindi non so se potrà aver senso, comunque se la può fare la ringrazio di questo, che venga scritto proprio nemmeno rimborso spese o chilometri. Grazie. Prego, consigliere Tolong. Sì, Assessore Giusso, lei ha omesso di leggere le modifiche degli articoli che riguardano modifiche fatte appunto dall'ASI su questo regolamento, che riguardano l'articolo 3, l'articolo 9, l'articolo 10, 11 e 12. Siccome questi documenti erano arrivati ai documenti di commissioni, ma anche ai consiglieri comunali, quello giovedì tornata, non credo sia il caso di questa delibera che si siano fatte delle modifiche nel frattempo, perché questo viene preso pari da quello che è stato approvato dall'ASI. Quindi
gli articoli modificati oggetto di adeguamento fra giovedì questa sera sono stati modificati, quindi il momento è quello. D'accordo. Una cosa che volevo dire, devo segnalare che dal punto di vista politico queste questioni hanno sempre avuto un grande interesse da parte dei comuni, diciamo così, più a sud rispetto a quelli più a nord. So che ogni volta che si va in assemblea c'è sempre da battagliare. Io spero sostanzialmente che questo atteggiamento che c'era precedentemente venga anche mantenuto nel controllo e nella volontà di esprimere quelle che sono le necessità dei nostri comuni, ma in particolare anche di quello nostro, e naturalmente se c'è da fare quadra per poter ottenere delle soluzioni più utili per i nostri cittadini, questo venga fatto, che da parte sua ci sia tutta quell'attenzione, soprattutto quell'attenzione che ospitava sul tempo, non sto qua a ripetere le sollecitazioni dell'assessore commisso, credo siano già state suggerite. Grazie consigliere. Prego consigliere Paolo. Sì, grazie Presidente. Dunque, nel testo della delibera non si dà conto della modifica che invece si trova, leggendo attentamente l'allegato statuto, la sua versione definitiva, non si dà conto della modifica che interviene sull'articolo 5. Tra l'altro la numerazione dell'articolo 5 si è persa per strada, perché nel testo dello statuto si passa dall'articolo 4 all'articolo 6 e non si trova l'articolo 5. Comunque, l'articolo 5 introduce una novità, che a nostro avviso è una novità molto importante e molto anche criticabile, ovvero si dà la possibilità di apertura dell'ASI a eventuali soci privati. Allora, su questo punto noi presentiamo una proposta di emendamento, lo presentiamo all'attenzione del Sindaco, del Presidente del Consiglio, dei capigruppo consigliari e all'attenzione di tutti i consiglieri comunali. Do lettura dell'emendamento. Con riferimento al documento denominato Revisione Statuto ASI SpA versione definitiva, allegato alla proposta di deliberazione in oggetto, si propone il seguente emendamento. Al comma 4 del titolo secondo, capitale sociale, azioni, finanziamenti, sia stralciato il seguente testo. L'ingresso eventuale di soci privati, qualora ne ricorrano le condizioni e i presupposti di legge, può avvenire esclusivamente previo svolgimento di procedure concorsuali ad evidenza pubblica a doppio oggetto, e cioè concernenti tanto la scelta del socio privato quanto l'affidamento del servizio, in conformità alla normativa e giurisprudenza comunitaria di materia. La motivazione di questa richiesta di stralcio del testo in questione. La modifica statutaria in questione è in netto contrasto con l'esito dei referendum sull'acqua pubblica che si sono svolti nei giorni 11-12 giugno 2011. In quell'occasione il popolo italiano ha sancito in modo netto e inequivocabile che l'acqua è un bene comune di fondamentale importanza per la vita e come tale la sua proprietà e la sua gestione devono rimanere saldamente in mano pubblica e non possono essere oggetto di profitto economico da parte di soggetti privati. Ai referendum del 2011 si sono recati alle urne quasi 27 milioni di italiani, pari al 57% del corpo elettorale, e il 96% degli elettori ha affermato con forza il principio dello status pubblico dell'acqua. Nelle stesse consultazioni hanno votato oltre 4.300 cittadini di Caore, pari al 46% degli aventi diritto al voto, e di questi il 93% ha votato per l'acqua pubblica. Il Consiglio Comunale di Caorle ha il dovere etico e politico di rispettare la volontà dei cittadini italiani espressa democraticamente in occasione dei suddetti referendum. Chiedo a Elena se gentilmente può. Ha concluso? Benissimo. Sì, quindi chiedo ai consiglieri che sia votato l'emendamento.
faccio rispondere dall'assessore Zuppi. Allora, consigliere Favaro, l'emendamento suo non può essere accolto, ma per una modifica, per un motivo reale. Questa delibera è già approvata, è stata approvata da diversi consigli comunali e a questo testo sono già convenuti tutti i comuni ancora a tempo, per cui questa è una delibera standardizzata e ha chiesto a tutti i comuni di esprimersi su questo modello di delibera. Metteremo in voto l'emendamento, adesso il Presidente procederà con la votazione, ma questa maggioranza lo rigetterà per questo motivo contingente. Prego, consigliere Toro. Permetta, l'assessore, dice il sindaco Giusso, questo non può essere una motivazione, altrimenti i consigli comunali sono chiamati semplicemente a prendere atto di decisioni prese in altre sedi. I comuni sono soci di questa società SPA, quindi i comuni hanno tutto il diritto di intervenire sul testo dello statuto di questa società. Non importa se altri comuni hanno già votato, significherà che dovranno rivotare o comunque si dovrà tenere conto della posizione del comune di Capua. Se no, cosa stiamo a fare qui? Ok, prendo atto delle sue osservazioni. Mettiamo ai voti l'emendamento del consigliere Favaro. Voti favorevoli? 6. Voti contrari? 9. Chiedo scusa, prego, consigliere No. Credo che comunque il rilievo sulla legittimazione e sulla competenza del Consiglio Comunale di questi termini debba essere fondamentale. Devo dire che comunque il Consiglio Comunale questa sera approverà questo impianto di delibera, perché ci sono i numeri per farlo. Ma nella prospettiva auspicata da questa nuova maggioranza costituita, mi sembra che ci fosse la consultazione e la volontà di sentire i cittadini, o perlomeno i rappresentanti seduti in questo Consiglio Comunale. È chiaro e pacifico che il Consiglio Comunale deciderà per la città di Caule, lo fa, e quindi è una decisione presa al di fuori di quello che è il dibattito della proposta che ha fatto il consigliere Favaro. Però ribadisco probabilmente tutte quelle considerazioni che sono state fatte nella Commissione 3 lunedì scorso devono essere anche ribaltate su tutte le questioni che riguardano atti del Consiglio Comunale, ma non solo gli atti del Consiglio Comunale, ma dell'attività politica di questa città. Cioè, le cose che avremo modo di discuterne in altri argomenti che riguardano direttamente la nostra città nei prossimi argomenti. Credo che il dibattito e le considerazioni, le valutazioni, l'opportunità di valutare il pensiero o il confronto non dico che dobbiamo ascoltare il mondo intero, ma almeno i rappresentanti che sono votati, che fanno parte di questo Consiglio Comunale. Sicuramente devo dire che l'osservazione che ha fatto il consigliere Favaro, probabilmente se aveva i documenti in anticipo, se avesse avuto possibilità di esaminare la documentazione, avrebbe potuto sicuramente fare il rilievo in commissione, averne battuto con la serenità e con il tempo, con quello il tempo necessario, e di essere giustificato, di dare giustificazione a una delibera del Consiglio Comunale che non è solo siccome l'ha votato e l'ha proposto il nostro organismo di cui siamo soci, lo dobbiamo prendere così come sta. È chiaro che auspicavo anche prima, mi raccomando che sulla questione dell'ASI
spesso e volentieri anche le precedenti amministrazioni, il sindaco lo vedeva queste assemblee, le vedeva come territorio di battaglia, perché sostanzialmente questo è in funzione ai valori del campo, ma devo dire che se ci sono questioni da rilevare, che poi possono essere rigettate, possono essere tranquillamente rigettate, ma non solamente per una questione di opportunità di lavori consigliari, perché la delibera deve essere approvata entro il 29 e il 30 e quindi è chiaro che l'amministrazione comunale si trova di fronte a dover prendere delle scelte che sono già state prese, ma se i consiglieri, che io avevo anche chiesto, queste modifiche che lei, Assessore Tusso, ha omesso di leggere, perché sono quelle che realmente riguardano, e poi invece di fuori che ha una maggiore attenzione o una maggiore preoccupazione consigliere Paolo su queste cose qua, e poi rimane qualcosa ci sarebbe da dire. Capisco che un'amministrazione comunale deve approvare questo una delibera di consiglio comunale, ma probabilmente c'è da mettere appunto la procedura anche nelle prossime operazioni, nei prossimi interventi o attività amministrative di questo consiglio comunale. Capogruppo Teso, prego. Una proposta all'assessore, magari se la vuole prendere in considerazione. C'è una scadenza per questo regolamento entro settembre, giusto? Quindi io credo che da qua a settembre venga fatto un altro consiglio comunale, può essere sicuro. Allora, perché non prendere in considerazione allora, a questo punto, visto e considerato che abbiamo fatto una proposta io per quanto riguarda appunto che venga scritto che nemmeno il rimborso spese chilometrico e benzina, visto e considerato che e poi la proposta che la trovo comunque più sensibile, quella fatta dal consigliere Favaro, se ne faccia portavoce lei nell'ambito degli incontri ASI e voteremo se verrà accettato e concordato, voteremo questo regolamento, queste modifiche a settembre, quindi chiedo un ritiro di tale regolamento dall'ordine del giorno se tutti siete d'accordo, senza dover entrare, non è una polemica, voto contrario o cosa, è solo perché è capito che ci sono dei problemi e quindi è corretto magari da parte dell'assessore che è investito nel ruolo e quindi alla delega per questa competenza di portare questa volontà che, torno a dire, nulla va a ostare sul lavoro, ma credo che sia un'apertura sempre in un'ottica diversa. Grazie. Prego, Assessore. Specifico un attimo, allora, il rimborso spese viene dato solo se previsto. In questo statuto non è previsto, da cui desumiamo che non è previsto il rimborso spese. Per quanto riguarda l'emendamento proposto dal consigliere Favaro, l'abbiamo votato ed è stato respinto. Puoi mettere voti la delibera, Presidente? Adesso entriamo nel merito della delibera. Come rilevava il consigliere Paolo che manca qualcosa all'articolo 5? Non è indicato il numero, non manca l'articolo, non è indicato il numero, ma l'articolo c'è. È un errore, è un accuso di stampa. Mettiamo ai voti la delibera. Prego, consigliere. Grazie Presidente. Quindi deduco dalle parole dell'assessore Tusso che l'emendamento è stato respinto dalla maggioranza non tanto per motivazioni tecniche che sono le spiegazioni che ha dato, perché di fronte all'invito del capogruppo Teso, cioè comunque di farsi portatori di una posizione che è emersa in Consiglio Comunale, 6 consiglieri su quanti siamo presenti hanno evidenziato che questo statuto così come sta scritto non è così rispettoso degli esiti del referendum, perché come dicevo si dà la possibilità a soci privati un domani di entrare a far parte della società ASI. Allora, se
l'assessore Giusso dice no, noi abbiamo già votato e la questione è chiusa, allora io deduco chiaramente che la maggioranza non si è espressa contrariamente all'emendamento per motivi tecnici, ma si è espressa per motivi politici, perché altrimenti se fosse una volontà politica si troverebbero i modi e le strade per portare avanti anche una posizione correttiva, diciamo migliorativa dello statuto. È stato scritto in questi termini e c'è stato l'accordo anche del Comune di Caorle all'interno dell'Assemblea dell'ASI, vuol dire che c'è una posizione politica di questa maggioranza favorevole alla privatizzazione dell'acqua, favorevole un domani all'eventuale privatizzazione dell'acquedotto Basso Piave, ex Basso Piave, oggi ASI. Quindi questa è una posizione politica, vi chiedo di avere il coraggio di portarla in luce, non nascondetevi dietro a futili motivi tecnici, portatela in luce, sostenetela e ne discutiamo. Io credo che sia una posizione poco rispettosa di quella che è la volontà democratica del popolo italiano, la volontà democratica anche dei cittadini di Caorle, perché come ho scritto nell'emendamento, i numeri parlano chiaro, i cittadini di Caorle si sono espressi favorevolmente al mantenimento dello status pubblico dell'acqua e della sua gestione. Quindi se la maggioranza del Comune di Caorle va in direzione contraria agli esiti del referendum, si pone in posizione di contrasto rispetto alla volontà dei cittadini. Grazie consigliere, prego assessore. Mi scusi consigliere Favola, ma con questa modifica allo statuto non stiamo discutendo la privatizzazione dell'acquedotto Basso Piave, perché se leggiamo bene l'articolo 5, dove consente l'ingresso di capitale privato, dice anche alla fine dell'articolo 5 in conformità alla normativa e giurisprudenza comunitaria in materia. Per ora non lo prevedono. Nel momento che la normativa comunitaria prevederà questa possibilità, ma non avremo altro che adeguarsi. Grazie, mettiamo i voti. No, mettiamo i voti adesso, grazie. Voti favorevoli. È il terzo intervento, consigliere. Solitamente sono due gli interventi, sono già il terzo intervento che fa, non è previsto. Mettiamo i voti per cortesia all'ordine del giorno. Avanti. No, avanti o indietro, ho solo chiesto, faccia la dichiarazione e chieda la dichiarazione di voto ai gruppi, non ho detto altro. Deve fare dichiarazione di voto? Benissimo, grazie Presidente. Allora, per quanto ci riguarda abbiamo capito che la volontà, perché naturalmente quando le cose sono scritte sono chiare, perché alla fine pagano i cittadini, e che se mi venga a dire che non c'è rimborso spese da parte dell'ASI, un conto, poi ci sarà comunque rimborso da parte del Comune e sempre a carico dei cittadini. Quindi anche qua non c'è la volontà di collaborazione o di scrivere. Benissimo, per quanto ci riguarda daremo un voto di astensione, non entriamo nel merito, abbiamo capito che l'assessore non ha alcun interesse di portare gli argomenti e soprattutto di rivedere un attimo, visto che non c'era una priorità di scadenza di questo regolamento. Ricordo che è un bene comune di tutti i cittadini di Acqua. Grazie. Ci prego come dichiarazione di voto. Sì, grazie capogruppo. Grazie Presidente. Per la dichiarazione di voto il capogruppo delega il consigliere. Sì, allora il nostro voto sarà evidentemente un voto contrario e ancora una volta mi permetto di considerare non condivisibili e non soddisfacenti le spiegazioni fornite dall'assessore Giusso. Certo che qui si parla di eventualità qualora ne ricorrano le condizioni e i presupposti di legge, l'apertura, la possibilità di privati di ingresso nella società. Però voi capite, non siamo nati ieri, ci sono moltissime eventualità. Potremmo scrivere ad esempio che l'ASI è disponibile a raccogliere i marziani un domani, qualora vi fosse una normativa comunitaria che dà la possibilità ai marziani di entrare. Però vorrebbe dire che abbiamo una predisposizione favorevole verso i marziani. Se scriviamo una cosa di questo tipo nello statuto, certo con tutte le cautele del caso, perché si dice conformemente in attuazione delle direttive della giurisprudenza, delle normative in vigore,
Ma se noi parliamo di una possibilità e la citiamo, la esplicitiamo, la mettiamo nero su bianco nello statuto, significa che abbiamo una predisposizione favorevole verso una prospettiva di privatizzazione parziale, per carità, della società ASI. E questo, ripeto, è in contrasto con il referendum, molto semplicemente. Su questo ci siamo del prezzo, non deve essere un tema di discussione. Il popolo italiano ha già espresso la sua volontà. Quindi lo dico al sindaco, lo dico all'assessore, vi chiediamo di tener conto che questo statuto va in contrasto quantomeno in maniera sul piano politico con quello che è stato l'esito nel 2011 di ben 2 quesiti referendari. Ok, prego sindaco. Sì, intervengo su questo momento perché non condivido quello che il consigliere Paolo sta esternando. Allora, l'articolo 5 del testo che viene proposto prevede che solo di fronte a una modifica legislativa nazionale oppure a un'evoluzione in questo senso della giurisprudenza comunitaria deve essere la previsione, e proprio diventa un obbligo perché lo dice il legislatore dello Stato italiano o lo dice il legislatore europeo, la giurisprudenza europea, diventa un obbligo per qualsiasi partecipata di prendere atto di quello che è stato detto. Quindi qui si mette solamente a andare avanti. Per esempio si dice allo stato attuale non è prevista, ma se ci sarà, tra virgolette, imposta dentro dovere in forza di norma dello Stato italiano o con ricorso alla giustizia comunitaria, si dovrà prendere atto. Se questo non fosse previsto, in ogni caso, di fronte alla giustizia comunitaria così orientata o di fronte alla legislazione nazionale, non c'è referendum che tenga, perché è una normativa di rango sovraordinato. In quel caso qualsiasi statuto dovrebbe essere adeguato. Qui si mette solo le mani avanti dicendo oggi non è possibile, ma se legge superiore ci dirà che è necessario, si dovrà poi adeguarsi. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Prego, capogruppo Martesano. La dichiarazione di voto favorevole all'annulare. Mettiamo ai voti la mozione e voti favorevoli. Sì. Alla delibera, scusa. Voti favorevoli? 9. Voti contrari? 2. Astenuti? 4. Grazie. Passiamo al secondo ordine del giorno, mantenimento ponte aziendale Acquo, relazione sindaco. Prego sindaco. Sul quarto ordine del giorno. La Regione Veneto ha approvato la deliberazione numero 2048 del 19 agosto 2013, all'interno della quale è stato definito il bacino territoriale ottimale omogeneo di Venezia, comprendente l'insieme di servizi di trasporto pubblico locale e automobilistico, tranviario, navigazione urbano ed extraurbano, ricadenti nel territorio provinciale di Venezia, e sono contenuti gli indirizzi per la costituzione dell'ente di governo nella forma della convenzione ex articolo 30 del decreto legislativo 267/2000. Con delibera di giunta regionale numero 2333 del 16 dicembre 2013, la Regione Veneto ha riconosciuto l'ente di governo del bacino ottimale del trasporto pubblico locale di Venezia, costituita tramite convenzione tra il Comune di Venezia, Comune di Chioggia e Provincia di Venezia, la cui operatività è stata fissata a partire dal 1 gennaio 2014. I Comuni di Venezia e Chioggia e la Provincia di Venezia, con la sottoscrizione della convenzione, costituiscono un ufficio comune che opera per l'esercizio delle funzioni oggetto della convenzione, in luogo di singoli uffici già componenti in via ordinaria. Gli aderenti promuovono la suddivisione del bacino veneziano in 4 ambiti di unità di rete, tra cui l'ambito di unità di rete del Veneto orientale, comprendente i servizi extraurbani del Veneto orientale, nonché i servizi urbani di Jesolo, Cavale, Cavallino e San di Piave. L'ufficio comune è declinato in un ufficio centrale e 3 uffici periferici, tra cui l'ufficio periferico istituito presso la provincia di Venezia, competente anche per l'ambito di unità di rete del Veneto orientale. I servizi minimi di TPL nell'ambito di unità di rete del Veneto orientale sono attualmente gestiti da RTVO SPA a seguito di specifico contratto stipulato con la provincia di Venezia.
Dato atto che a seguito di convenzione sottoscritta in data 10 dicembre 2013, il Comune di Caore ha delegato alla Provincia di Venezia una serie di funzioni amministrative in materia di TPL, autorizzando l'ente provinciale ad agire per proprio conto nell'ambito della costituzione dell'ente di governo dell'ambito veneziano. Tra esse rientrano anche le procedure per l'affidamento dei servizi urbani, la stipula di contratti di servizio relativi ai servizi urbani minimi, l'istituzione e l'affidamento di servizi aggiuntivi, integrativi dei minimi, a carico del bilancio del relativo ente previa richiesta del medesimo ente, determinando il sistema tariffario già definito dall'articolo 9 della legge regionale 25 del 1998 per i servizi definiti urbani che si svolgono integralmente nell'ambito del territorio comunale. La provincia, ai sensi dell'articolo 2 della medesima convenzione individuata dall'ufficio periferico dell'ente di governo, agisce nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, di concerto con il comune delegante per la parte specifica competenza. Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Venezia, numero 22 del 15 aprile 2014, con la quale è stato dato mandato all'ente di governo per il tramite dell'ufficio periferico istituito presso la provincia di Venezia di provvedere agli affidamenti dei servizi di TPL delle competenze degli ambiti di unità di reddito del Veneto centro-meridionale e del Veneto orientale in ossequio alla normativa comunitaria nazionale vigenti. Vista la deliberazione dell'ente di governo del TPL del bacino territoriale ottimale omogeneo di Venezia numero 5 del 16 giugno 2014, con la quale è stata approvata la redazione di quell'articolo 34,20 del decreto legge 179/2012, convertito con modifiche della legge 221/2012 sull'affidamento dei servizi di TPL per risposta alla provincia di Venezia. Dato atto che l'ente di governo, per quanto riguarda i servizi TPL del Veneto orientale, dovrà procedere alternativamente come segue: 1. Pubblicazione di un bando di gara cosiddetto a doppio oggetto, che prevede al tempo stesso l'acquisizione della qualità di socio di A2 SpA mediante l'acquisto del 15% del capitale sociale, un'azione messa a disposizione da tutti o parte dei soci e l'affidamento della gestione dei servizi in TPL alla medesima attività SpA. Nell'ambito dell'affidamento dei servizi in TPL, gli specifici compiti operativi che il socio privato dovrà assolvere saranno individuati all'interno del bando e della documentazione di gara. 2. In subordine, qualora non vi fosse disponibilità da parte dei soci a cedere le protezioni, l'applicazione di un bando di gara cosiddetto a doppio oggetto prevede al tempo stesso la sottoscrizione e il versamento dell'aumento di capitale sociale di attività SpA riservato al socio mediante emissione di nuove azioni pari al 15% del capitale sociale come risultante dopo l'aumento di capitale e l'affidamento della gestione dei servizi di TPL alla medesima SpA. Nell'ambito dell'affidamento dei servizi di TPL, gli specifici compiti operativi che il socio privato dovrà assolvere saranno individuati all'interno del bando e della documentazione di gara. 3. Nell'ipotesi di sopravvenuta impossibilità all'aggiudicazione del servizio o le modalità sopra indicate, l'ente potrà comunque avvalersi dell'affidamento in house providing all'attività SpA dei servizi in questione, in quanto ricorrono tutte le caratteristiche di cui è precedente punto 2, e per caso dovrà essere altresì attivata una procedura a evidenza pubblica. Dato atto che i comuni che detengono quote di A2 SpA con nota del 17 giugno 2014, numero 2290, sono stati invitati ad esprimere la volontà di cessione o meno delle proprie quote azionarie al fine di soddisfare le esigenze riportate al punto 1 del paragrafo precedente, considerato che la cessione della propria quota non rientra nel piano di razionalizzazione delle partecipate di questo ente, in quanto la partecipazione azionaria nella società ATO è ritenuta necessaria in considerazione delle strategie del servizio di TPL, tanto premesso si chiede al Consiglio Comunale di deliberare di non cedere la propria quota azionaria posseduta in ATO SpA, di prendere atto delle modalità di affidamento dei servizi minimi di TPL nell'ambito di unità di rete del Veneto orientale, così definite con deliberazione del Consiglio provinciale numero 22 del 15 aprile 2014, di rinunciare fin d'ora ad esercitare il diritto di opzione sull'aumento di capitale nel caso in cui l'ufficio periferico istituito presso la provincia di Venezia dell'ente di governo del bacino territoriale ottimale del TPL di Venezia dovesse procedere alla pubblicazione prevista per la modalità di cui al punto 2 delle promesse di un bando di gara cosiddetta a doppio oggetto che prevede al tempo stesso la sottoscrizione e versamento dell'aumento di capitale sociale
con sovrapprezzo di Acqua SpA riservato al nuovo socio mediante emissione di nuove azioni pari al 15% del capitale sociale come risultante dopo l'aumento del capitale e l'affidamento della gestione dei servizi di TPL. Grazie Sindaco. Votiamo l'ordine del giorno. Ci sono interventi? Prego, consigliere no? Sì, mi sembra quasi ragionevole che chiedere la parola fronte a una delibera così articolata che sostanzialmente probabilmente è una deficienza mia di non aver capito dove ci porterà questa delibera. Non vorrei che questa delibera portasse a delle situazioni più preoccupanti per l'amministrazione e per la città di Cadore, o che questa delibera rappresenti o non voglio dire una scusa, ma provochi delle situazioni che non sono ben chiare nella stesura di questa stessa delibera. Mi spiego. Noi ritenevamo qualche tempo fa, dico noi perché qualcuno c'era, di dover dismettere le azioni della TVO per due ragioni sostanzialmente, perché molto probabilmente non era così strategico è importante la gestione del trasporto pubblico in zona, ma non era così strategico questa posizione e bisognava assolutamente fare la cassa o trovare dei soldi per poter poi distribuirli ai cittadini con altri interventi finanziari e anche altre necessità per la città di Cadore. Allora, noi all'interno dell'APO abbiamo una quota del 2,39%. Le quote che noi non dovremmo, se lo bene di questo 15%, noi non dovremmo vantare diritto di prelazione di questa percentuale. Credo, non so, questa è una domanda. Poi, se faccio ulteriori, quindi sostanzialmente noi dovremmo intervenire per il nostro 2,39, ritengo, su questo 15%. Però, qualora non ci fosse la disponibilità di cedere di questo bando, diciamo, questo 15% non venisse rilevato da parte di chiudere questo 15%. Questa delibera si stabilisce che dovremmo entrare e quindi fare un aumento di capitale, quindi qualche soldo lo dobbiamo tirare fuori, comunque, o no, ho capito bene o ho capito male. Poi questa società ATO, che non era un elemento così strategico, che adesso è diventato strategico, quando è maturata questo giudizio da parte dell'amministrazione comunale per questo evento così strategico? Oltretutto, se quello che abbiamo e che delibereremo con questa approvazione non desse i frutti sperati, praticamente che questo bando a doppio oggetto non venisse attuato e noi dovessimo intervenire naturalmente per concorrere alle spese per la realizzazione di questo bando. E quali effetti avrebbe, quindi chiedo anche all'assessore del bilancio, che effetti avrebbe
calcoli e con che cifre dovremmo intervenire come città di Camere per dar corso a quello che è l'ente di governo e per realizzare quanto è previsto dalla Comunità Europea, mi sembra di aver capito. Quindi chiedo di essere, e chiedo Sindaco, visto che ha relazionato lei, di darci degli elementi un po' più chiari su quella che è la procedura che mettiamo in atto da un punto di vista di intenti, ma al di là di quelli che saranno poi le intenzioni di questo ente di governo per realizzare alcuni progetti, se questo ente di governo non riesce attraverso questi strumenti che noi vediamo, quali potrebbero essere gli effetti all'interno della gestione dell'amministrazione comunale. Ribadisco che in questo articolato di delibera ho fatto veramente difficoltà a capire dove questa delibera ci porta. Come è stato attento alla mia lettura, che devo dire che il testo della delibera è confezionato, non sono di questo avviso, perché prima del deliberato, nelle premesse, viene specificatamente descritta tutta la procedura in tutti e tre i casi da lei censurati. Per poter leggerla, perché è un po' particolare, allora il primo punto è previsto innanzitutto la pubblicazione di un bando di gara cosiddetto doppio progetto, che prevede al tempo stesso l'acquisizione della qualità di socio di Atmo mediante l'acquisto del 15% di capitale sociale e l'affidamento della gestione dei servizi TPL ad Atmo. Questo è il primo step. La domanda che mi ha fatto è: ma il comune di Caule ha solo il 2,3%, come si comporta di fronte alla possibile aumento del capitale sociale nella misura del 15% del capitale d'abbonamento? Come il caso è chiamato oggi a decidere se vuole esercitare o non esercitare questa operazione. Se tutti i soci della partecipata in consiglio comunale deliberassero l'esercizio dell'operazione, proporzionalmente rispetto al valore partecipativo ci sarebbe la ripartizione del nuovo aumento, quindi l'acquisto del continuamento. Chiaro, noi contiamo poco, 2,3%. Chi conta molto di più, come ad esempio la provincia, perché c'è la provincia per il 51,98, oppure comuni molto più importanti di noi, vedo San Donato Piave, 7, eccetera, è chiaro che avrebbe la capacità di sottoscrivere un numero di titoli nazionali in misura maggiore proporzionalmente. Se per assurdo fosse il comune di Caule l'unico a esercitare l'operazione di attività sociali, sarebbe il comune di Caule a sottoscrivere l'intero aumento capitale del 5%, ma questa valutazione l'abbiamo già fatta a monte e non intendiamo andare a sottoscrivere ulteriori azioni. Quindi il primo step è questo. Il secondo step: qualora il primo punto non va a regime, è prevista la pubblicazione di un bando di gara cosiddetto a doppio oggetto, che prevede al tempo stesso la sottoscrizione del versamento dell'aumento di capitale sociale di Atmo SpA, riservato solo al socio mediante emissione di munizioni. Anche qui vale il 15% del capitale nella cifra che risulta dopo l'aumento del capitale sociale stesso, e prevede contemporaneamente l'affidamento della gestione del TPL sempre all'Atmo SpA. Nell'ambito dell'affidamento dei servizi TPL, i compiti, le competenze, tutto quello che lei chiede sarà poi individuato in un bando che non è ancora confezionato, è un bando sul quale si andrà a ragionare all'interno della partecipata. Se anche questo non dovesse andare a buon fine, c'è il terzo step, ossia nell'ipotesi di sopravvenuta impossibilità all'aggiudicazione del servizio di quel punto 1 e 2, si potrà valutare l'ipotesi di procedere all'affidamento in house providing ad Atmo SpA. Anche in questo caso non so rispondere, perché si dovrà attivare una procedura di edilizia pubblica il cui step iniziale deve essere ancora confezionato. Ci sono altri interventi? Sì, era l'ultima. Sì, è chiaro che probabilmente non si sa nemmeno in questo caso, ma se dovessimo intervenire come faccio questo quesito, questa domanda, perché noi pensavamo di realizzare
vedo tutte le nostre quote. Se dovessimo, c'è un'opportunità che noi dovessimo, poi naturalmente queste quote non sono state acquisite da nessuno perché non c'è accessibilità sotto questo aspetto. Però nel caso dovessimo intervenire per dar corso a questo, il Comune di Cavour è stato fatto una posizione che dovrebbe, le cifre dovrebbe intervenire, o non è possibile definirlo in questo momento. Prego, signor. Non abbiamo degli elementi per giudicare in questo momento, deve essere una fase di partecipazione che arriva dal primo al secondo step, nel momento in cui vengono gli elementi per poterlo fare. Però le correggo l'intervento, perché se riferimento alla delibera del Consiglio Comunale del 14 giugno 2011 non è vero che quella delibera di Consiglio aveva approvato di vendere tutte le quote azionarie di altri OSPA, anche quel Consiglio Comunale, che sempre questo Consiglio Comunale, aveva ritenuto comunque strategicamente di conservare una parte delle azioni proprio per continuare a fare, ed è la stessa motivazione che porta oggi in delibera, ad avere comunque una posizione in qualche modo interna alla gestione di altri OSPA. È chiaro che se uno non conta quando ha lo 0,1%, non conta comunque quando ha il 2,39%, nemmeno conta quando ha lo 0,1%, però in sé la presenza all'interno dell'assemblea, della partecipata, dà comunque la capacità, non certo di eleggere qualcuno nel consiglio di amministrazione, ma di avere le informazioni, altrimenti noi esterni non avremo. Ricordiamo che il TPL in Cavour, il nostro territorio, è gestito dall'Argo SPA. Ecco, quella delibera di consiglio comunale che evidentemente andava fuori in vendita per necessità di cassa una buona parte delle azioni, è una delibera che oggi viene superata. Non è detto che in futuro il consiglio comunale possa diversamente ripensare, magari all'esito dell'entrata di quel 15% di capitale sociale che potrebbe dare risorse perché altro potrebbe ancora rinnovare il proprio servizio e magari una parte delle azioni potrebbe essere anche portato di essere messo in vendita. Oggi no, perché non ci sono le condizioni, almeno a parere nostro, per cui la proposta è quella di respingere, di rinunciare all'esercizio dell'applicazione e di andare a conservare l'intero pacchetto azionario in attesa di vedere cosa succede. Di fronte a una prossima trasformazione della società o a un prossimo momento del capitale sociale è possibile comunque ripensare alla decisione che oggi si va a fare. Grazie Sindaco. Ci sono interventi? Prego, capogruppo Bonin. Grazie Presidente. Noi già all'epoca sostenevamo invece la strategicità della partecipazione in atto e già all'epoca pertanto ci eravamo opposti alla dismissione delle quote, ragione per la quale oggi ben vediamo il fatto che le quote stesse vengano mantenute. Certo, il quadro è talmente incerto da non consentirci una valutazione pronostica di assoluto favore rispetto alla delibera che si presta a votare questo Consiglio Comunale, per cui esprimeremo voto di astensione. Grazie al gruppo Borin. Mettiamo ai voti l'ordine del giorno. Voti favorevoli? 9. Voti contrari? Nessuno. Astenuti? 6. Grazie. Mettiamo ai voti l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? 9. Voti contrari? 6. Voti astenuti? 0. Bene, passiamo